Siamo qui in via Castorina, la nuova strada di collegamento che a breve, si spera entro la prima settimana di maggio, aprirà e collegherà via Torino con via dei Salesiani. È una strada di vitale importanza soprattutto per creare uno sbocco presso il Tondo Gioieni, soprattutto evitare per tutto coloro che stanno in questa zona di prendere il famoso nodo viario del Tondo Gioieni. Speriamo che a breve appunto si possa completare questi lavori, però ci sono dei problemi soprattutto nella parte di via dei Salesiani, perché le strettoie, la presenza di attività creano degli impedimenti soprattutto al flusso veicolare che si prevede e mi auguro sarà abbastanza notevole. Quindi già stiamo cercando di predisporre, stiamo dialogando anche con i vigili urbani per far sì che ci sia una presenza giornaliera, perché sennò l'apertura di questa strada sarà vanificata. Tra l'altro abbiamo chiesto anche in più punti di divieto di sosta nella strada, perché purtroppo la carreggiata non è molto ampia, soprattutto siamo in presenza di una strada che prevede la doppia corsia di percorso, quindi diventerà una strada se no molto pericolosa soprattutto per i pedoni, e per questo noi dobbiamo ovviare a tutte queste problematiche e stare molto attenti a far sì che la sicurezza sia a garanzia di tutti i cittadini del quartiere e non.